Ecco, perché leggere questo libro? Perché se si è stufi delle solite cose, allora leggete il mio libro che è molto originale. Se siete stufi anche di leggere sempre i soliti angeli custodi, qui c'è una figura di angelo custode molto diversa dal solito, che ricalca quello che dice il Magistero della Chiesa Cattolica, ed è il primo libro che fa questo. Se vi è incuriosito, leggetelo. La sua fonte di ispirazione in un tema così, diciamo, particolare? La preghiera, è stata la preghiera. Ho sentito nel cuore che bisognava che qualcuno parlasse in modo diverso di questa figura degli angeli custodi, che non sono un mito, non è fantasia, non sono favole per bambini. Gli angeli custodi esistono e fanno anche un bellissimo lavoro, però purtroppo sono disoccupati perché nessuno chiede il loro aiuto e invece loro ardono dal desiderio di aiutarci. E questo libro fa tanto riflettere su questa figura, ma anche su tanti temi etici che sono di profonda attualità proprio. Appunto il professor Di Natale parlava appunto di quanti sono importanti questi momenti in cui, diciamo, succede di tutto e che siamo un po' indifferenti a questo. Sì, purtroppo sì, perché ormai la nostra coscienza è anestetizzata. Si dorme abbastanza spesso, molti dormono, non riescono a capire cosa accade e soprattutto non si interrogano. Ormai quando si fa il male, cioè, ma anche dico una banalità, anche dire una parolaccia, sembra una cosa da niente, e invece non è così. Cioè, quando si dice una parolaccia ad una persona, quella persona ci può rimanere male, non è che è così scontato, ecco. E quindi questo libro anche aiuta a riflettere che ognuno di noi ha una propria coscienza e che ognuno di noi conosce se veramente è onesto ed è onesto con se stesso, riconosce che c'è una verità, che dentro di noi c'è una verità e che tutti conosciamo qual è il bene e qual è il male, tutti riusciamo a riconoscerlo. Il problema è se seguiamo l'ispirazione appunto dell'angelo custode e quindi del bene oppure del male. C'è un profondo discernimento da fare che nessuno fa ormai più perché si vive in modo superficiale.